No, I'm not a writer. E qua così è finito tutto. Cos'è sta faccia da depressitudine? Tu dici sono nel camper, quindi perché c'è la depressitudine? Sono in il camper, no? Guarda, manca la finestra, praticamente la lei se l'aveva chiusa male e in corsa è volata via, porca troia. Adesso domani il primo giorno di ferie, sperando che ce l'abbiano, vado a farmela montare, altrimenti saltano anche le ferie, porca troia. Comunque ragazzi, diciamocelo, questa è la zingaritudine livello pro. E questo invece è il mio panorama che avrò da domani, che sono in ferie, no? Bello ragazzi, molto bello. Allora non ti ho spiegato come ho fatto. Allora vabbè, il cartone hai visto e ci ho messo più passaggi di nastro, quello da scatoloni grosso, nei bordi, no? In modo che stia ben attaccato e non passi aria. Però cosa importante, soprattutto adesso che ho visto anche che inizia forse a piovere, no? Nel caso dovesse capitarti anche a te, insomma, che ti salta, prendi un sacco dell'immondizia, in questo caso io l'ho trovato trasparente, anche bello grosso, robusto, e ci infili dentro il cartone, no? Dopodiché gli ho girato questo sacco per dentro, vedi, l'ho chiuso con lo scotch e dopo aver diciamo ricoperto integralmente sia dentro che fuori, quindi proprio in ogni lato del cartone tutto quanto, ho chiuso fuori con nastro isolante. Che te devo dire, adesso siamo alla ricerca del nuovo vetro, sai che già l'altro era nuovo perché l'avevo già perso, no? Allora Mario domani mattina va a vedere in demolizione, il mio amico Bettin, quello che avevi visto nel video pub livello pro, lui me lo troverebbe a prezzo rivenditore, diciamo, perché lui vende parti per camper, e se no vado a vedere da Zanini, perché io mi ricordo che l'avevo pagato 80 euro o 120 euro quello di prima, no? Quindi insomma, mentre in giro leggo 250, 300, porca puttana. E comunque intanto ti tiri su questo per far finta di niente, per non vedere lo scempio, no? Ecco, e così fai finta che è la finestra chiusa. Vabbè, la depressitudine. Ovviamente poi per sicurezza ti tieni del nastro isolante in più da tenerti dentro in camper, cioè nel caso che si scolla o che ci siano degli spifferi o che ne so io, insomma, quindi che te devo dire. La misura di questa finestra mi sono tirato giù, dovrebbe essere 76 x 37, adesso con questa misura iniziamo a chiedere comunque. Preparazione al cacchio d'inverno. Allora, oscuranti termici interni posizionati tatticamente e ovviamente anche quello esterno, sai, il pezzo unico che mi copre tutto, insomma, quindi tutti e due ci vogliono. Poi in ogni caso, in any way, tendone pesanti tirate giù che separano la cabina di guida, che è la parte più fredda in assoluto del camper, quindi quella è proprio da tagliare fuori il più possibile. Tac one, guarda che robe, che spettacolo di tende, e tac two, salute, prego, grazie, tac e via. Ed ora ci prepariamo anche a accendere la stufa, che sarebbe anche ora. Accensione stufa, così vedi anche come funziona. Praticamente mi metto nella posizione che riesco a guardare dentro questo buchino, che è dove dovrebbe esserci la fiammella, no? Mi preparo già alzato un pochino, tipo a 4, praticamente tengo premuto per un paio di secondi e dopo clicco questo pulsante qua che è l'accensione. Speriamo, vai. Ecco, tengo premuto un po' e poi mollo. Si è spenta. Proprio questo succede ogni tanto quando fa troppo freddo, che c'è il gas che non gassifica. Cosa succede? Noi praticamente ci siamo appena fermati, quindi gli è arrivato vento e tutto quanto, è freddo. Aspettiamo un pochino, 10 minuti quel che è, e dopo la si riaccende. Volevo dirti, io vedi, mi sono buttato su per il muro di una casa apposta, ma in realtà non vedi, questo per ripararsi dal vento, ma c'è il riflesso qua della finestra, quindi non vedi niente. Beh, posso immaginare, perché c'è la mocca straghiacciata, veramente straghiacciata, era dentro il lavandino. E vediamo se funziona il gas. Minchia, è tutto straghiacciato, proviamo. Il gas va qua. Adesso vediamo. Riproviamo con la stufa, vediamo che succede.
che ho sempre paura perché una volta mi si era accumulato un po' di gas a causa di 2 o 3 mancate accensioni e alla terza accensione hai sentito sbam, è partito il cammino, porco cane. Comunque vabbè, no, quando succede ste robe, le mancate accensioni, devi lasciarla aspettare tipo un 10 minuti, no, che scarichi quel gas lì e poi riproviamo adesso. In questo caso l'accensione c'è sempre, basta che stia in piedi la fiamma, eccola là. Adesso sta andando. Niente, un cazzo, si è spenta. Come non detto, volevo farti vedere la fiammella, ma si è spenta. Adesso aspettiamo un altro po' e poi la riaccendo di nuovo. Ecco sì, quindi questi sono un po' gli imprevisti di vivere su un camper d'epoca. Su un camper moderno no, su un camper moderno l'imprevisto può essere che resti a piedi di corrente, ecco sì. Ma oh, è così, si vive all'avventura. Cioè la bocca appoggiata nel lavandino che tipo ha fatto una fischiata, ho detto che cazzo è, un lancio di un petardo. Oh, guarda che fa proprio freddo, perché è tutto ghiacciato. Sto pensando se vale la pena tenere acceso il frigo, no? È che lo tengo acceso più che altro perché ho 2 robette in congelatore, solo per quello. Se no per il resto effettivamente non varrebbe proprio la pena tenere acceso il frigo, perché il frigo comunque ha la parte dietro, no, che tocca l'esterno, quindi se fuori c'è freddo il frigo è bello freddo. Beh dai, caffettino che scalda l'animo e ti dà quel po' di tachicardia, cioè perfetto per l'accensione della stufa proprio, Vabbè. Ti ricordi ora quando nei miei discorsi dicevo della stufa che si spegneva, che volevo il camper nuovo per la stufa, che vedi, non sono io che, Comunque riproviamo adesso. Allora, tac, tac. Forse da tenere di più? No, non credo. Mollo. Forse da alzare un po' di più. Sta andando. E si spegne. Porca puttana. Ciao, mi segna minima 4 gradi, cioè non è che siano 0, meno 2, meno 40, cioè sono andato sotto 0 io Ah, dipende dalla qualità del gas probabilmente, sì ragazzo. Niente, continua a spegnersi, quindi niente, boh, aspettiamo tipo un'altra oretta, facciamo ancora tentativi e se no niente, devo tornare indietro, devo andare a dormire da mia nonna. Io ero qua su Maga di Portogruaro perché devo portare il camper a vedere a Zanini il discorso alla finestra, no? E quindi credo coglioni. Comunque è il gas, è il tipo di gas. Cioè praticamente lui sta acceso un po' e dopo si spegne. La fiammella grande qua. Vediamo se riesco a farti vedere. Ecco, vedi lì dentro c'è la fiammella che la vedi e dopo si spegne. Cioè spero che adesso non si spenga più. Difatti non si è spenta. Porca miseria. Aspetta, ha fatto per cedere ma si è tornata su. E no, adesso si è spenta. Si è spenta di colpo. Che do coglioni. Porca troia. Perché c'è in effetti ogni tanto qualche botticella di vento, però non mi sembra che ci sia tutto sto gran vento da spegnere la stufa, te capì? Mi dispiace. Beh oddio no, questo sta spostando il camper. Uffa. Paura che devo tornare indietro. Riproviamo. Cioè se no andiamo avanti. Ecco si è spenta. Niente, ho paura proprio il vento. Cioè cosa facciamo se andiamo avanti tutta la notte così? Cioè io non sono attrezzato per dormire senza stufa, no? Perché mi racconta ogni tanto c'è qualcuno che lo fa col sacco a pelo e tutto quanto, no? Però io tieni anche conto che ho appunto un vecchio camper d'epoca e anche le pareti abbastanza fine, no? Che significa che ti si ghiaccia subito qua dentro. Al contrario, i camper quelli da skate, che sono belli isolati, hanno le loro pareti grosse con tutto il materiale isolante, il fuori in vetroresina, perché vorrei il camper nuovo? Vedi, in questo caso risolvevi se avevi il webasto, no? Però nel mio caso ho detto, cioè non mi vale più la pena di spendere tanti altri soldi per sto camper qua, perché appunto non mi può durare per sempre, per viverci, cioè non mi può durare tantissimi anni, no? E quindi niente, risparmiamo anche la spesa del webasto e si tira avanti così, cazzo. Certo che se la smettesse anche di fare vento non sarebbe male. Vai.
attaccati. Dovrebbe arrivare anche una cosa arancione nel centro, eccola là. E stai dura, cazzo, dai. Cosa vuoi? Vuoi congelare il zingaro? Camperino, io ti voglio tanto bene, ti compro tutte le finestre di continuo. E te mi tradisci così, cazzo, mi lasci al freddo, mi surgeli. Ho capito che il freddo, dicono, no, ti aumenta la longevità, no? Però quello credo sia riferito in termini di ibernazione, cioè proprio che ti ibernano e ti scongelano tra tot decenni di anni. Ma non è il mio caso, camperino, dai, tienimi al calduccio e basta. Oppure per stanotte è che avevo messo tutti gli oscuranti e tutto. La solution sarebbe mettersi in una zona coperta dal vento, in un posto coperto dal vento. Vabbè, gli oscuranti li tolgo, se non è che sto là. Ah. Però bisogna pensare dove adesso. Adesso guardo un attimo nelle mappe e ci ragiono un po'. Allora, mo te spiego, noi praticamente siamo attaccati a questo casone qua, da questa parte qui, anche se il puntino te lo dà lì, ma noi siamo attaccati qua, dove c'è l'ombra di questa casa. Probabilmente il vento arriva da qua, probabilmente. E adesso proviamo a girare il camper a vedere se riusciamo ad andare qua, in mezzo a questa casa che fa questo giochetto ad angolo. Da sperare che questa stradina sia aperta, che non sia una casa privata, un'area privata, ma non lo so, se no non saprei proprio dove andare, accidenti. Eccolo qua il Zanaini dove dobbiamo andare domani. Oppure si può fare anche che smette il vento, quindi gentile universo, gentile dio di turno, per piacere basta vento, che il zingano qua deve far andare la stufa, no? Niente, spento. Vabbè dai, spostiamoci. Eccola, ho spostato la casa nel punto che ti avevo fatto vedere, no? Cioè vuoi la vita wild, vivitela, no? Comunque adesso prima di trarre conclusioni affrettate, adesso provo a vedere se la stufa tiene. Tieni. Sembrerebbe che ora sta tenendo, dai. Non parliamo troppo presto, però sembrerebbe che ora sta tenendo. E se non tiene adesso, niente. E se ero in giro per l'Italia, come cazzo facevo? È vero? Erano cazzi? Probabilmente dormivo a piccoli spot, cioè giravo. No, beh, avrei trovato un posto ancora più riparato, avrei girato ancora di più fino a quando non avrei trovato un posto più riparato. Esatto. E che a volte, sai, sembra facile, ma trovare un posto completamente riparato dal vento non è semplice, no? Perché a volte sì, devi dire che bisogna vedere dove tira il vento, altre volte invece il vento tira un po' da tutte le parti, quindi c'è poco da fare quel ragionamento là. Comunque sembra che stia tenendo. Quindi era un misto freddo e vento. Sì, dai, eccolo là. Perfetto. Che è anche una bellissima zona sta stufa, perché posizione letteralmente centrale. In più, guarda, ti butta verso la dinette, quindi quando mangi stai al calduccio, oppure stai sdraiato e ci appoggi i piedi sopra. C'è una. L'adoro quando funziona. Quando non funziona, meno. CP, hai qualcosa da dire sulla stufa? Fai finta di dormire? Mi? Ma che lavori? Perché a te bisogna dire bau? E allora lì si vedi, ti svegli. Se no non mi consideri. E io mi sento un po', non lo so, perché d'altronde è mi gatto. No, quello no, adesso non ci casca più. Beh, se dopodomani qualcuno ha qualcosa da ridire per dove mi sono parcheggiato, gli dico signora, perché sicuramente sarà una signora che rompe le balle, no? Stavo morendo dal freddo e ho dovuto mettermi qua. Ara che barbone. Non ho mai avuto voglia di tagliarlo, non dà neanche fastidio, sinceramente. Piccola parentesi sulla Sony RX100 M4, che è la nuova trappola con cui sto registrando, sto facendo i video, no? Ne parlo sempre bene, eccezionale, tutto quanto. Nelle foto va premesso che niente a che vedere con la reflex che avevo prima, o comunque con le reflex in generale, più che altro le foto notturne. Ho provato a fare delle foto, ora, cioè, non sono affatto un esperto, però insomma usare la macchinetta in manuale la so fare, e con la reflex mi venivano di quelle cose pazzesche di notte, i cieli stellati o comunque anche le città e tutto quanto. Con questa, cioè no, proprio le luci dei lampioni creavano quelle specie di croci, di stelle anche disturbate, quindi proprio qualità un po' tipo cellulare per capirci, no?
I video no, i video continua a farli veramente molto molto bene. Certo, tranne magari i video quelli toccata e fuga, tipo probabilmente quelli all'interno del castello di Miramare, che ad oggi che sto registrando devo ancora vedere cosa ho combinato con quei video, quindi ovviamente devo ancora montarli. Però insomma quando puoi spenderci quei 2-3 secondi per regolare le impostazioni in base al contesto, la vedo che dà ottimi risultati. Tipo adesso, no, adesso non siamo, per carità, è vero, non siamo in automatico, però non sono curate le luci. Sai che le luci nella fotografia e nei video sono la cosa più importante. Adesso non mi ricordo chi, non so se era un famoso fotografo, non so chi, che diceva che la fotografia è l'arte di trasformare la luce, proprio calcando l'importanza che hanno le luci, che siano artificiali o naturali, per la fotografia. Sembrano dettagli, no? Uno ci pensa poco, e invece è proprio la cosa fondamentale, la cosa che ti evita di fare le fotografie sfocate, disturbate, cioè gli errori che ho sempre fatto io praticamente. 2 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute, e tu eri un bel finestrin. Che poi la roba comica, no? Cioè, raccontavo agli amici che tu, no? Cioè tu nel senso io, ma comunque tu inteso anche come discorso generale, no? Ti impunti, cioè neanche ti impunti, ma ti metti di buona, come si dice, di guzzo buono, di buzzo buono, comunque ti metti di quella cosa là, no? Di risparmiare, quindi corri in modalità economica, stai attento ai centesimi all'euro, e tutto quanto, non solo per il discorso che voglio risparmiare per prendere il camper nuovo, ma per un discorso proprio di continuare a modificare lo stile di vita, no? E quindi sempre senza privarsi di niente, perché per carità hai visto anche la visita al Castello di Miramare, l'ho fatta, sono 12 euro, quindi insomma non è che mi tolgo tante cose, però dove si può risparmiare nelle cose inutili o negli sprechi, là ci do dentro. E io ci do dentro, ci do dentro, ci do dentro, e dopo mi trovo che mi si spacca il vetro proprio in una giornata in cui ci stavo dando dentro, e là dici non solo vanifichi, sai, quello che hai risparmiato, ma vai ben oltre, porca miseriazza. Gli manca il bombolone. Ah, ecco appunto, aggiornamento. 260 bomboloni, di cui 240 di manodopera, e di nuovo il distributore si è bloccata la pompa del distributore, no? Mentre mi facevano rifornimento. Allora ho risentito il meccanico, l'ho sentito subito, ovviamente, perché con 260 bomboloni minimo lo sento subito, cioè già dovevo sentirlo in anticipo, cioè dovevo già dirgli roba ancora prima di provare a far gas. E lui mi ha detto, è impossibile, impossibile, cioè della serie orco cane, te l'avevo sistemato e tutto quanto, è impossibile che non vada. Si è rimasti d'accordo che io lo chiamerò il giorno prima del giorno in cui dovrò rifare rifornimento. Adesso ho 2 tacchette, quando ne avrò una ci mettiamo d'accordo, ci troviamo al distributore, e lui ha detto che vuole vedere cosa succede al distributore, insomma, perché praticamente il distributore va, la pistola si blocca subito. Io, sapendo che avevo poco gas dentro, gli ho detto al tipo, e sapendo che si bloccava per il discorso della valvola interna, gli ho detto al tipo del distributore, vabbè dai, butta 5 euro, cioè forza la pistola, mandala avanti non in automatico, diciamo, ma contieni la premuta in modo che non si blocchi e continui a buttare dentro. Dopo vabbè, non mi sono azzardato a mettere 10 o 15 euro, cioè che non andiamo oltre il limite del bombolone, però vabbè, i 5 euro glieli avevo fatti buttare. E adesso niente, aspettiamo sta roba qua. Comunque gli dirò al meccanico, ascolta, ti ho dato 260 bomboloni, adesso cash non ce ne sono, cioè vedi un po' te, insomma, cioè, fate un attimo un esame di coscienza.